Il ruolo di De Carlo, che è il coordinatore di questa regione, è in bilico, definiamo. Cosa dice lei? Io credo che ci siano conseguenze per forza. Abbiamo disatteso le aspettative. Secondo, il candidato è stato deciso a Roma, ma noi la domanda è: l'abbiamo presentata bene noi una candidatura per Fratelli d'Italia? A domanda precisa, risposta precisa, anzi chirurgica, con Elena Donazzan che di fatto sembra indirizzare al numero uno di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo, un avviso di sfratto dopo che il partito meloniano è stato doppiato dalla Lega. Quella che si apre in diretta Ring è una crepa che, seppure a livello carsico, già c'era da tempo. Cioè eccessiva sicurezza, vorrei dire sicumera se non andiamo troppo sul dettaglio linguistico, ma supponenza, un po' di superficialità, così uso tre parole con la lettera S, di una campagna elettorale un po' vissuta frettolosamente. È un j'accuse quello di Donazzan, più volte data come possibile candidata presidente, che apre nuovi scenari e interrogativi per il partito della Premier. Le stoccate sono fendenti, ovviamente politici. Noi come Fratelli d'Italia dobbiamo interrogarci se siamo noi all'altezza di Giorgia Meloni, non essere fedelissimi e basta. Si candida al ruolo di coordinatrice regionale lei? Non sono molto tagliata, se dovesse interrogare Claudio Borgia le dirà che io sarei un pochino troppo pragmatica e troppo secca. Un coordinatore regionale deve avere come prima funzione quella della condivisione, dell'armonia e della tanta attività di partecipazione di tutti. Armonia che evidentemente tra i fratelli si è rotta dopo l'apertura delle urne, con i nuovi rapporti di forza tra alleati che non dovrebbero mettere in discussione l'accordo preelettorale sulla giunta Stefani. 4 assessori a Lega, 5 a Fratelli d'Italia, così hanno assicurato già lunedì sia Alberto Stefani che Matteo Salvini. Il presidente Stefani ha detto quello che ha detto ed è una grande lezione secondo me per tutta la politica. Io sono poi un po', diciamo, nella segreteria Stefani sarei un po' un falco. Il riportare a quelli che sono appunto la lealtà di un patto fatto poco tempo fa nei numeri da parte del presidente Stefani mette in buon ordine anche chi magari ha altre idee, quindi saranno questi i numeri per Fratelli d'Italia in giunta. Ci sono poi le variabili territoriali. Lo sa bene Dario Bond, Fratelli d'Italia, che a Belluno, unica provincia in Veneto, ha superato nelle preferenze Luca Zaia. Dalle Dolomiti, destinazione Laguna, un promemoria, sempre via Ring. Io sono un soldato e quindi sto agli ordini del partito e mi metto in fila.